La Grande Guerra è una mostra che si può visitare alla Biblioteca La Rocca, un'idea nata perché intanto? Allora, l'iniziativa è da parte della Prefettura di Agrigento, ovviamente riguarda un discorso a livello nazionale per tutte le prefetture delle varie province d'Italia e ricorre il centenario dell'entrata dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale, che fu nel 1915 e quindi ora nel 2015 siamo nel centenario. È un discorso fatto per ricordare soprattutto ai giovani i quello che accadde di terribile in quegli anni, quanti morti morirono giovani italiani, circa i 650.000 per quanto riguarda invece la città di Agrigento circa 315. E qui abbiamo in questa vetrina tra l'altro rappresentata la fotografia di un giovane agrigentino, Salvatore Marino, partito che aveva l'età di 20 anni e dopo un anno sull'altopiano di Asago morì, morì proprio per questa guerra. Come tanti altri giovani, Come, d'altronde. sì, come Ci tanti sono altri. delle peculiarità che rappresentano proprio la nostra provincia, personaggi, scritti. Sì, allora, in questa mostra intanto ci sono tanti libri, sempre organizzata diciamo dalla Biblioteca Comunale La Rocca proprio per gli studenti agrigentini, che tra l'altro dovrebbero partecipare le scuole superiori a un concorso per un migliore elaborato sulla Grande Guerra. E qui ci sono c'è soprattutto l'elenco dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo il libro, il terzo volume delle memorie storiche, la ristampa da parte del Bonviglio, dove il Bonviglio stesso continuò la storia del Picone con un diario, e in questo diario ci sono gli anni appunto pure 15, 16, 17 e 18, dove lui racconta quello che accadde ad Agrigento.